A Realmonte, alla Villa Romana, domani, sabato 22 luglio, alle ore 18, si svolgerà la seconda edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello, promossa dall'Associazione Culturale Casa del Libro Pascal Schembri e patrocinata dal Comune. Ascoltiamo in proposito lo stesso Pascal Schembri. Domani, sabato, a partire dalle 18:30, nella splendida location della Villa Romana, faremo la presentazione della seconda edizione Premio Letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Innanzitutto devo ringraziare la Commissione per il lavoro che ha fatto per scegliere i premiati. Quest'anno ci sono 3 sezioni, come avevamo annunciato l'anno scorso: autori emergenti, autori affermati e un premio per una poetessa. La serata sarà presentata dalla giornalista Margherita Trupiano per la prima parte, la seconda parte dalla conduttrice televisiva Rai 1 Evira Carbone, che ha un programma ogni sabato mattina dal titolo Buongiorno Benessere. Quindi vorrei ringraziare la sindaca Sabrina Lattuga con il presidente del Consiglio Comunale Felice Vaccaro e il presidente del Parco Archeologico, l'architetto Roberto Ciaratta, per aver collaborato a questa riuscita della serata di domani sera. Quest'anno l'Associazione Culturale Pascale Schembri, Casa del Libro Pascale Schembri, offrirà un premio di riconoscimento a varie personalità italiane. Quella che vivremo domani sera è un'occasione molto importante per il nostro paese, Realmonte, che sono onorato di vivere per il primo anno come vicepresidente dell'Associazione Casa del Libro Pascal Schembri. Prossimamente sarà inaugurata anche la sede dell'associazione in Piazza Umberto I numero 39, una sede che vedrà negli anni a venire il susseguirsi di una serie di eventi, presentazioni di libri, eventi culturali, un condensato di arte, musica, letteratura che sarà messa a disposizione sia degli abitanti del nostro paese che anche di chi verrà a visitarci come turista o come visitatore per ammirare le bellezze del nostro territorio.